È caccia aperta agli assassini del giovane tunisino accoltellato a morte sabato sera intorno alle 20:30 in via Aldo Moro a Busa di Vigonza. Tanti hanno sentito le urla durante la violenta lite, testimonianze raccolte dagli inquirenti, ma i volti potrebbero essere stati ripresi dalle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Ferito a morte si è accasciato qui Ben Amer Marouen in questa area verde di via Aldo Moro. Dopo il litigio ha percorso una decina di metri. Sull'asfalto sono ancora visibili le tracce di sangue. Prima un litigio violento, poi le coltellate, da una parte il tunisino di 30 anni, qui con 2 connazionali, dall'altro un altro gruppo di stranieri, 3, forse 4 persone. Pochi minuti sono bastati perché sabato sera quest'area residenziale si trasformasse nel teatro di una tragedia. Una violenta coltellata ha reciso l'aorta femorale del trentenne che morirà poco dopo l'arrivo in ospedale. Quali siano i motivi di tanta violenza lo stabiliranno le indagini condotte dai carabinieri che per ora non escludono alcuna pista, compreso il regolamento di conti. Clandestino in Italia, Ben Amer Marouen era stato controllato e poi espulso per la prima volta nel 2020. Non risulterebbero per ora altri precedenti a suo carico. Di sicuro molti gli stranieri che girano soprattutto la sera, come precisa il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro. In quell'area era già iniziata la settimana scorsa un'operazione antidegrado che aveva portato all'arresto di uno spacciatore e allo sgombero di un edificio in cui erano inseriti dei cittadini irregolari. Un'operazione della questura con i vigili del fuoco a cui si era unita un'operazione parallela da parte della nostra polizia locale. Per noi la sicurezza del quartiere di Busa è fondamentale e continueremo in questa opera antidegrado e a favore della legalità. Solo a metà mattinata i segni sull'asfalto del marciapiede scompaiono. Poco prima una mano pietosa aveva lasciato un segno di dolore per la morte del trentenne. 4 rose bianche con 2 biglietti e un orsetto di peluche.